È in corso a Pramaggiore da ieri fino al 31 maggio la 24esima edizione del concorso enologico internazionale Città del Vino e la 7ª edizione del Grappa Award. Manifestazioni promosse dall'Associazione Città del Vino che si presenta quest'anno con numeri da record, superando quota 1400 campioni iscritti tra vini, grappe, brandy, vermouth e acquaviti d'uva provenienti da tutto il mondo, confermando il concorso come il principale appuntamento del settore a livello nazionale e uno dei più autorevoli del panorama europeo. È un momento anche di crescita, oltre che di confronto, e quindi credo che per noi come territorio, come tutto territorio e per i vini anche della nostra zona, credo sia un momento nel quale poter cercare anche ovviamente poi sempre di migliorare. Anche stati esteri, non solo, ripeto, cantine e aziende italiane, produttori italiani, credano in questo concorso, così come noi ci abbiamo creduto, e Pramaggiore comunque è conosciuta non solo all'interno dei confini italiani ma anche oltre, vista la grande importanza dal punto di vista vitivinicolo. Io credo che questa, unitamente ad altri progetti che il Comune di Pramaggiore come capofila, ma insieme con tutti gli altri 21 comuni della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, siamo tutti uniti nel portare avanti determinate progettualità che prevedono anche una valorizzazione del nostro territorio, non solo vitivinicolo dal punto di vista vitivinicolo, ma produttivo, di marketing, perché noi ci crediamo. Le degustazioni si svolgono negli spazi della Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore, che quest'anno celebra l'80ª edizione. Al lavoro 13 commissioni dedicate ai vini e 2 riservate al Grappa Award, composte da esperti provenienti da numerosi paesi esteri. Al nostro concorso partecipano 75 commissari internazionali provenienti da tutto il mondo. Sono profili altamente tecnici e qualificati, tra cui enologi, sommelier, tecnici della degustazione. Quindi diciamo che la degustazione parte e la valutazione di un vino parte da una base sicuramente tecnica, la gradevolezza personale influisce e quindi è un mix di fattori. I nostri giudici votano su un sistema creato da noi, che è una valutazione sulla base della scheda tecnica di valutazione dell'OIV, dopodiché il giudizio generale confluisce nel tablet del presidente di commissione e secondo una media algebrica della media dei 5 giurati delle commissioni genera un punteggio. La componente internazionale è di assoluto rilievo, evidenziando il valore del legame tra produzioni di qualità e territori di origine, un aspetto che caratterizza da sempre il concorso e che viene riconosciuto anche attraverso premi destinati non solo alle aziende, ma anche ai comuni in cui operano. Questo è il concorso più partecipato, il più antico d'Italia. Una vetrina internazionale come questa credo che sia un grande servizio che noi come Città del Vino da oltre 20 anni facciamo ai nostri territori, alle nostre amministrazioni, quindi ai nostri sindaci e soprattutto alle nostre aziende. Particolarità unica nel suo genere: quando noi diamo un riconoscimento lo diamo contestualmente all'azienda che ha fatto un vino sicuramente straordinario, ma anche all'amministrazione comunale che ha saputo creare un contesto come dire, virtuoso accanto all'intelligenza, alla visione e alla competenza dell'azienda vitivinicola. I risultati delle degustazioni saranno resi noti al termine dei lavori delle commissioni e pubblicati nel corso della prossima settimana.